Macron secondo i primi exit poll rieletto presidente, al ballottaggio avrebbe ottenuto più del 57% dei voti, la sfidante Marine Le Pen oltre il 42%. Pasqua ortodossa senza tregua, falliti i corridoi umanitari a Mariupol, altri 2 bimbi uccisi a Donetsk, dopo Kira 3 mesi morta ad Odessa, Putin a messa con Kirill. L'Ucraina, sanzioni non bastano, serve embargo totale su gas e petrolio russo. Da domani missione del segretario dell'ONU Guterres ad Ankara, Mosca e Kiev. A 2 mesi dall'inizio della guerra, nuovo appello del Papa, la gente non vuole un'escalation. Migliaia alla marcia della pace Perugia Assisi, guerra, una follia, fermatevi. Delusione Ferrari a Imola, Leclerc sesto, perde il controllo ed esce di pista. Ho sbagliato, non ci sono scuse. L'altro ferrarista Sainz fuori subito dopo la partenza. Vince Verstappen sul Red Bull. Buonasera dal TG2, un voto al quale guarda tutta Europa. I seggi si sono chiusi da poco e gli exit poll danno Emmanuel Macron rieletto presidente della Francia. Secondo i primi dati disponibili, Macron è in testa con più del 57% dei voti, mentre Marine Le Pen si ferma sopra al 42%. E questi dati dunque, vediamo se, ecco, vedete pronti i nostri inviati, ne vedete uno soltanto, Stefano Fumagalli, che è in collegamento con noi dalla località fuori Parigi, dove sono riuniti in realtà i sostenitori di Marine Le Pen. È così, Stefano? Sì. E qual è il clima? Sì, è così, buonasera Adele.